dagli occhi dei 7 cervi l'aurora si specchiò dagli occhi fucilati. Mio padre era Aldo, uno dei 7 fratelli che hanno fucilato. I fascisti? Il 28 dicembre del 43. Brutta giornata. Oltre che aver fatto la tragedia che era successo, hanno bruciato 3 volte la casa ancora di nuovo. Era una famiglia di antifascisti che erano durante il ventennio, quindi era da anni che facevano la stampa clandestina, che combattevano. Ma il fatto stesso della loro provenienza contadina li metteva più in situazioni che bisognava agire. Mia madre mi raccontava come lei stava spesso in ansia. Quindi anche le donne sono state molto coraggiose. Hanno pagato un prezzo ancora più pesante perché hanno dovuto anche portare avanti la baracca, diciamo così, tutta la famiglia, che eravamo rimasti lì, un sacco di bambini piccoli. Questa era diventata la casa, il rifugio, diciamo rifugio di tutti, nascosti nel fienile, che gli andavano a dare da mangiare stando sempre attenti a non farsi vedere perché era molto pericoloso. Molti di quelli che vengono a visitare il museo, più di 20.000 persone all'anno, vengono anche poi a visitare la tomba. Quindi è un pellegrinaggio continuo, diciamo. A poche decine di chilometri da qui sono stati uccisi altri 7 fratelli dai partigiani. Non si può mettere sullo stesso piano chi è morto per la libertà, chi invece stava dalla parte dei fascisti. Però non credo che ci sia un motivo valido per distruggere una famiglia in quella maniera lì. Io sono il figlio del più vecchio dei 7 fratelli Govoni, Dino. Qui ci sono 6 fratelli e la sorella, che sono stati prelevati l'11 maggio del 45 dai partigiani e uccisi a forza di botte, sevizi e vari, portati in una fossa comune e seppelliti anche quasi vivi. Solo suo padre e un altro fratello avevano aderito alla Repubblica Sociale? Gli altri non avevano mai partecipato a nessuna cosa, gente di campagna, compreso la ragazza poi di 19 anni con una bambina di 2 mesi. Il processo alla Corte d'Assisi di Bologna e poi i delitti politici li hanno messi e amnistia di Togliatti, tutti liberi. I partigiani rossi sono andati a prenderle fuori con la banda, le bandiere rosse. In passato lei ha detto che questi sono 7 fratelli morti dimenticati, contrariamente ai Cervi. Questi sono di serie B perché anche Pertini, Scalfaro hanno sempre detto che i morti sono uguali, però mai commemorati, mai niente, da nessuna parte. Secondo me invece mio padre era dalla parte giusta e non da quella sbagliata. I Govoni non erano degli eroi, erano delle persone normali, eppure furono presi e strangolati, torturati e strangolati col fil di ferro uno per uno, come la famiglia di un medico, perché ne ammazzarono, questi erano 7, credo in tutto ne ammazzarono 13-14 in 2 distinte azioni. Non mi dica che queste cose si stanno, queste cose lei Govoni sui libri di storia li vede? In alcuni libri di storia ci sono. Quelli di Pisa no? No, io ho letto Pavoni, che è uno storico della Resistenza di sinistra, di estrema sinistra se si vuole, in cui spiega queste cose. Il punto è, l'elemento dei fratelli Govoni è l'elemento qualificante la Resistenza o è un atto isolato, episodico, che non ha la generalizzazione che gli si vuole dare? Perché questa è la domanda. Che dopo la liberazione ci siano stati degli atti di vendette, di uccisioni e quant'altro, questo è evidente. Che dimensione hanno avuto questo? Perché questo è il nodo. Allora, io le voglio fare un esempio. Mia madre nel 1944 pascolava le mucche da una parente in montagna, in Piemonte, erano una famiglia povera. E mi ha sempre raccontato che un giorno arrivarono i soldati tedeschi, dormirono a casa loro e poi al mattino se ne andarono e mi ha sempre raccontato dicendo un giovane gli faceva segno come di andarsene. E dicevano chissà cosa vuol dire, il giorno dopo sono arrivati e gli hanno bruciato il paese e mia madre mi ha sempre detto chi ha bruciato il paese non parlava tedesco, parlava piemontese, erano della Repubblica Sociale. Secondo lei
E lì non parliamo di comunisti, lì di comunisti li hanno conosciuti anni dopo, non c'era nessun comunista in questi paesi di montagna, non sapevano nemmeno cos'era il comunismo. Secondo lei, se qualche mese dopo avessero trovato qualcuno di questi repubblichini che è andato a bruciare il paese, hanno chiesto a una signora che aveva 2 figli di decidere quale voleva che ammazzassero, se l'uno o l'altro, lei non gli ha risposto, li hanno impiccati tutti e 2. Secondo lei, se avessero beccato qualcuno di questi repubblichini 6 mesi dopo, che cosa gli facevano? Quei contadini di montagna non erano politicizzati? Li avrebbero ammazzati. Io penso di sì. Ma i Govoni non avevano bruciato E niente. allora io le segnalo, io non avevano bruciato niente. Io non sono in grado di Ferrero. rispondere che cosa ha fatto il signor Govoni, No, che era della glielo dico Repubblica glielo Sociale. Dico io, erano iscritti, non hanno fatto, erano iscritti. Onorevole Ferrero, si rassegni, non hanno fatto niente. Io non mi rassegno, io le segnalo che il clima che c'è stato nella pianura padana, in cui i raid fascisti sono cominciati nel 21, nel 22 con ammazzamenti e quant'altro, che ci siano stati degli elementi che assolutamente non condivido, ma che appunto non sono stati costruiti politicamente da una strategia, e che si leggono di più nella fine di una guerra sanguinosissima in cui il disastro esistenziale era di chi l'ha combattuta, di tutti, perché si è vissuto nel sangue in quegli anni. Quello lo capisco. Ma che cosa c'entra questo col creare una teoria che a fronte di una resistenza partigiana che si è battuta per la libertà ci sarebbe una sorta di equivalenza dall'altra parte? Non è così, non è così. Questo lo considero inaccettabile. Questo non dice nessuno, però, scusi, questo non dice nessuno. Allora, benissimo, allora intanto iniziamo a dire perché i fratelli Cervi vi si ricordano, ed è giusto, perché quello è il punto che sta al centro della... È giusto che si ricordi i fratelli Cervi. Ma chi mette in discussione questo? Però cerchiamo di stare anche un po' a 65 anni. Se io dico, spiego a un ragazzo, guarda è successo questo, questo e questo, con le stesse tue parole, 2 anni dopo il 43, nel 45, in cui già, voglio dire, si pensava a un avvenire migliore per tutti, viene commesso un delitto del genere, fra cui c'è una signora di 19 anni con un bambino che viene strangolato. Scusa, ma dice, questo è il futuro del nostro paese? E ma non è in nome non è stato questa preso. È una cosa in cui tutti quanti riflettiamo, diciamo, ma stiamo andando in una direzione giusta? Tutto quello che è stato fatto per che cosa? Per perpetrare ancora dei delitti di carattere politico? Infatti io mica ti dico che è giusto, ti sto dicendo Basta che sono avvenuti... No, ti sto dicendo che sono avvenuti degli episodi circoscritti territorialmente che sono da condannare, ma quegli episodi sono dentro un clima, e la direzione di marcia generale della lotta della liberazione, questa tesi dei compagni che sbagliano, perché l'ho sentita anche per le Brigate Rosse, ecco, questa è buona. Ritorna il criterio resistenza Brigate Rosse. Non c'entrano niente. Non c'entrano niente. La mia tesi è che grazie a Dio la liberazione in Italia è stata diretta da uomini, organizzazioni e partiti che hanno lavorato alla pacificazione sulla vittoria dell'antifascismo. Tant'è che Togliatti ha fatto l'amnistia. Che ha riguardate soprattutto la parte di chi il fascismo l'aveva fatto. Perché? Perché voleva esattamente uscire dal ciclo della vendetta. Questo va riconosciuto. L'amnistia ha cancellato anche tutti i delitti politici, tutti i delitti potevano politici anche fatti. Secondo lei hanno fatto l'amnistia per cancellare? Adesso non scherziamo, non riscriviamo la storia. No, non stiamo riscrivendo la storia. Adesso io poi le porto gli articoli del codice del 40. Abbia pazienza. L'amnistia è stata fatta per salvare 7.000 fascisti dall'epurazione, d'accordo? Dopodiché ci fu un decreto, se mi dà tempo vado a prenderlo e le leggo il decreto e cose eccetera, in cui tutti i delitti fatti dalle squadre, chiamiamole così, comuniste eccetera, ma insomma, insomma quelli contro i fascisti, basta che fossero antifasciste, mettiamola così, vabbè, però quei delitti non è che l'hanno fatti quelli di giustizia e libertà, non l'hanno fatti nemmeno i democristiani, va bene, ma ci fu una cosa per cui tutti i delitti fatti fino al 46 credo, basta che fossero fatti contro i fascisti genericamente, venivano cancellati. Indipendentemente, l'importante è che fossero fascisti. Così come hanno cancellato i delitti dei fascisti. Ed è stata, io penso, una misura saggia
perché un paese che aveva vissuto un conflitto così drammatico bisognava rompere la spirale delle vendette.